avere attorno tutti questi ragazzi che hanno fatto o faranno la Cresima è una grande gioia, anzitutto, una grande gioia perché questi ragazzi hanno ancora il cuore e lo sguardo pulito, sanno guardare la vita con intensità e con speranza, e questo allora per noi è un aiuto a far sì che davvero da questo punto di vista si possa essere contenti di tutto questo andirivieni che loro fanno, con tutto il rumore che fanno, perché è la loro caratteristica, ma che dice appunto il loro cuore libero. E però un po' di preoccupazione, nel senso, ma chi si farà carico un poco di tutti loro? Ecco, le parrocchie, i sacerdoti, gli adulti cristiani devono farsi carico di questo passaggio. Eccola qui davanti a me questa chiesa che in quest'anno riceverà o ha già ricevuto il sacramento della Cresima. E per quello che allora, pregando qui insieme e ringraziando il Signore di trovarci qua, laddove è custodita una delle reliquie più importanti della sua vita tra noi, chiediamo anche di saper pregare per la nostra Chiesa mantovana, di cui voi siete la speranza più bella, possa dire che Gesù ci guarda come ha guardato Longino e ci cambia il cuore.